Ah, cammino. Mamma mia. Guai notte, cammino. Mamma mia, belli mamma, raga, mi aiutate. Che è stato, donna Carmela? Che si è fatto vostro marito? Si era putaca. Mentre giocavo pallone. Ah, fosse stato cielo e se l'avesse fatto sul campo di gioco, sarebbe stato una vittima del dovere. Invece è sciuliato in coppa una scorza e banana. Sono caruto. Che sia schifezza di tutti i giocatori. Ma che buona, io sto fuori allenamento, che vai trovato? Perché non ti vuoi allenare? Perché? Tuo marito faccia rie tutto per appagare i desideri sportivi della moglie. Io non sono nato marito, perciò lievo dopo allora la cava e non mi scuccia più, hai capito? Non mi scuccia più. Ne dovresti essere orgogliosi di offrirti all'Italia come l'uomo che potrebbe sostituire i vari Piolo, Meazzi, Sallustra, eccetera, eccetera. Da te dovrebbe venire fuori il grande campione. Ha ragione vostra moglie. Questo fatto di ricorrere agli stranieri deve finire. E chi meglio di voi lo potrebbe far finire? Ma mo facetemi la carità, finitela voi a mia moglie perché sennò faccio pazzo. Avete capito che faccio pazzo? Ma non signore, non te ne incaricare. Io domani vado a parlare con il comandante e ti faccio accattare un Napoli. E se non se l'accattò Napoli, venite a Villa Roma. Qua a Roma, che la meglio si sove in Torino. E se manco Torino mi fa l'affare, io ti vengo. Lo saponare, chi lo solo saponare, ma può accanto a me come Ma sto non combinando. signore, non ti preoccupare, tu la stoffa ce l'hai. E quando tieni la stoffa? Ma che fumagliare, non metti in la valigia e me ne vado con Venezuela. Ma quella parla delle capacità, della classe. Ah, Parla capito. della prestanza fisica. Ho capito. Ma voi mi avete visto buono? Benissimo. Ma avete squadriato buono? Benissimo. Ma avete smirciato buoni i quartienanzi e i quartieri? Benissimo. E allora siete giocati tutti e tre. Carmè, per questo sport farò qualche pazzia. Sulla parola mia ti faccio indossacare. Viaggi, tu ricevi? Vuoi far parlare le giornate? Beh, sì. La squadra nazionale, come facemmi più? Ma non vede che io soffro, che premo. Si spustate, ma ligno si scella. Mo corre a Milano e caccia Sanremo, come fate sta corsa Viaggi? Ma non parla più di palle e biciclette. Penso solo bucati a fa casetta. Viaggi, non ti cruccia. Carme, lasciami stare. Stai sotto la porta, non ti impapina. Carme, non mi tentare. Viaggi, se vuoi segnare, piglio passaggio, tira, si adira. Io volesse fare 5 o 6 gol. Posso cielo, Viaggi, ma si muove. C'hai scavalca mediana e terzina. E fa presto, con tempo cammino. Carme, tu mi inguaiato a me. Viaggi, che colpa ne tenchi. Ma tu a sto campionato che sei più sportivo di me. O sai che mi è scucciato, non ti voglio più vedere. O sai che mi è scucciato, non ti voglio più vedere. Donna Carmela, che si dice è bella di vostro marito? Si è capacitata a praticare lo sport, sì o no? Ma che? È quasi un mese che non sto facendo più pallone. Mo' ha da pensare sulle poni. Come sarebbe a dire? Ha da pensare a fare cazzotto. Va, deve diventare un secondo cavicchio. E chi è sto cannolicchio? Oh signor, ma che cannulicchio, cavicchio, campione box. Già fa, vostro marito fa la box. Però, perché lo stamattina è chiuso a fare primo allenamento? O volete vedere morta allora? Vero, io voglio vedere una celebrità mondiale. La già avrebbe detto a televisione quando sbatte all'avversario su in faccia e corda e non lo fa solo a terra. Povero Don Biagino. Sì, io ieri quando ci ho presentato all'allenatore, un bello signore toscano, sapete come ricetta? Signora, qua due sono le cose, o il suo consorte farà parlare la gente per tutte le cantonate o non lo vedrete mai più. Perché lo hanno dei connotati. No, non lo vedrete mai più nelle riunioni di box. Ma E pompini. E che succede? E qua a palazzo se ne sarà caduto. già, ma poteva essere qua vicino, che sennò non ci senteva così forte. Chi è? Che succede? Stanno portando marito vostro con l'autoambulanza della Croce Rossa. Oh maronna, marito, ma che sarà successo? Hanno vincito qualche partita di box. Aspetta, piano piano, non ho sbattito tanto. Dove lo dobbiamo mettere? Ma se posso usare la coppa barella? Come no? Io non si è fatto niente di grave. Secondo me tiene solamente due cosmo rotte, la spina rossa spezzata, un braccio sgommato e un pelo fuori cinta. Ha detto niente. Ah, va bene, cos'è niente? Ah, ma azzettate un coppa sta seggi, poi c'ho per il menù. Così niente. Mo' tanto bello, Signora, vostra buona grazia. Poi mo' io vengo, la prossima volta che mi portate facciamo un conto. E che bella intenzione che te la mia moglie. Mannaggia la fortuna mia, mannaggia.
Auguri. Grazie. Buona giornata. Grazie, state State, mi piace. senti, state. Piaggi, bella la moglie tua, come ti Una senti? schifezza. Ma com'è andata la cosa? È andata così. E prima ragazzotte ferma che ha già avuto sto sbattuto in terra. E ti sei rialzato? Ma appena mi sono alzato, mi è arrivato il terzo castigo e sto sbattuto in terra un'altra volta. E non vi siete alzato più. Niente. Nemmeno quando l'arbitro contava fino a 10. Guardi, che gli è arrivato a 710 e io non mi potevo muovere la terra. Finché il povero uomo si è scocciato, le è venuto lo schifo e contato. Mi ha fatto mettere in dall'autoambulanza e mi ha mandato qua. Mannaggia, mona, se te l'hanno arrivata a spezzare, sì o no? No, signore, hanno detto che mi spezzano domani mattina. Ah, benissimo. Ma guarda che che l'hai bel mandato coltello. come ci? Signor, state zitto, macello. Io gli ho aperto la strada del trionfo. Qua trionfo, tu mi hai Come? aperto il cancello del Camposanto, vatti. Ma- Vatti innanzi all'occhio mio, mannaccio sporto e chi l'ha inventato. Ma Poi, siete la prima volta. Ya dove ti scassa tutta la... A già pigliare la seggiola,